libertà e dignità nella cura è la via proposta da associazioni familiari e movimenti pro vita cattolici, ma anche da medici che si occupano di assistenza a malati cronici e terminali. A Venezia il Consiglio regionale, all'indomani del voto sulla proposta di legge Coscioni sul fine vita, un convegno ha riunito le voci avverse. Unanime la richiesta di potenziare le cure palliative, mentre è stato ribadito che non c'è alcun intento politico sulla tenuta della maggioranza che governa la Regione e il Presidente Zaia. Assessore Donazzan, una curiosità, perché questa conferenza stampa annunciata prima del voto di martedì oggi? Perché in tanti consigli regionali d'Italia proprio oggi abbiamo deciso in maniera unitaria di fare un momento di approfondimento. Poi il Veneto ha avuto un'accelerazione nella sua presa nel suo calendario dei lavori, e quindi questa proposta di legge, che sta in diversi consigli regionali, ha avuto come anticipazione il Veneto. Ma questa è una conferenza stampa che troverete oggi qui in Lombardia e in tante altre regioni. Perché? Che contenuto ha per andare oltre la proposta di legge di iniziativa popolare che era arrivata anche al Veneto? Perché si è aperto un dibattito che rischiava e rischia di essere solo figlio di una posizione ideologica che vede solo una voce entrare nel dibattito, che è quella del rubrichiamo il fine vita a qualche cosa di sbrigativo che deve essere anche concluso, quasi in una forma di pietà per la persona. Ci sono altre ragioni. Le ragioni della pietà della persona sono quelle invece i consigli regionali fanno tutto quello che si può fare per aiutare la vita. Le regioni italiane, che hanno delle competenze specifiche nella tutela della salute, fanno tutto per le cure palliative, per stare vicino a quelle famiglie di malati e disperati che magari pensano che ci sia solo un'unica via. Questo è il tema che noi abbiamo trattato in aula e che trattiamo anche oggi. Quindi impegnarsi più sulle cure palliative aspettando una legge più chiara? Noi vogliamo dare una possibilità di vita, noi vogliamo dare una possibilità di aiuto alle famiglie. Oggi faremo testimonianze anche in questo senso, e soprattutto c'è un mondo molto trasversale che dice, e che ha dimostrato in aula di non stare solo nella voce che pareva maggioritaria, invece c'è una voce che dice: prima di tutto aiutiamo coloro che stanno in condizioni di difficoltà e di sofferenza ad avere un'alternativa alla morte. Con il Veneto qualcosa cambia nella giunta? La giunta veneta guidata da Zaia traballa? No, perché il tema non è mai stato trattato, non è un tema di tipo amministrativo, è un tema che riguarda la coscienza delle persone, del singolo consigliere, che si sia dimostrato con questa votazione in aula. Non è neanche oggetto di ricatto politico? Meno che mai. Con il Veneto della sanità d'avanguardia, queste cure palliative saranno d'avanguardia? Appunto perché la sanità veneta dice di essere tra le migliori d'Italia, e noi lo sappiamo che è così, ma allora ci chiediamo se i dati che sono stati forniti dall'assessore Lanzarin possono essere considerati sufficienti. Sono buoni rispetto alle altre regioni, ma non sono sufficienti per chi oggi soffre e per chi oggi si trova ad essere in condizioni di grandi difficoltà, a tal punto da poter immaginare la morte piuttosto della vita. Ecco, sul fatto politico, la questione di Intel, oggi la pista da bob, l'altro giorno questo, pesano su questo momento politico? Il mondo in questo momento è figlio di grandi incertezze, ma anche di grande compattezza da parte di una maggioranza in Italia che ha le idee chiare. Certi problemi sono molti, ma non devono essere collegati in questo senso. Posso chiedere un'ultima cosa? Velocissima, rispetto alla legge che non c'è però una sentenza già applicata anche in Veneto. È favorevole a discuterne con una legge in Parlamento del tema fine vita, oppure va bene rimanere un po' in questo limbo in cui c'è una sentenza che viene di fatto già applicata? Non è un limbo, si devono guardare negli occhi le persone e nessuna legge può determinare giorni, ore o protocolli. Quindi non serve una normativa nazionale su questo tema? A me pare di no. Sono stato invitato dall'Associazione Dietro sui tetti, sono qui ovviamente come Nicola Finco, ma anche come leghista, visto che da sempre la Lega difende la vita fin dall'inizio, quindi dal concepimento fino alla sua fine naturale, e quindi coerentemente con le mie idee e con i miei valori sono qui a portare quello che è il mio pensiero. La spaccatura all'interno della Lega di Zaia? Diciamo, è stata una spaccatura, però su un'indicazione molto chiara, cioè ognuno di noi poteva esprimere il proprio pensiero in base al proprio credo, quindi si sapeva che poteva finire in questa maniera. Sicuramente è stata una parentesi di questa legislatura che non avrà alcun strascico per il resto della legislatura in corso.
spaccatura, invito sulla coscienza che non ha ricadute sulla politica e tantomeno sulla giunta regionale guidata da Zaia? No, assolutamente no, la fiducia nei confronti del Presidente è ai massimi livelli, abbiamo stima nei suoi confronti, però questo era un tema molto delicato, un tema che riguardava la sfera personale di ognuno di noi e ognuno ha votato secondo coscienza. C'è stata anche una lettera sottoscritta da tutti quelli che hanno votato no per precisare questo? Sì, perché in molti stavano dando, diciamo, un'immagine che non corrispondeva a realtà, cioè di un voto pro contro Zaia. Questo non è stato un voto pro contro il Presidente, ma un voto pro contro un principio. Il tema era molto delicato, sappiamo benissimo, insomma, che riguarda la sfera personale di ogni singola persona e quindi liberamente ognuno di noi ha scelto, questo è stato l'esito e questo bisogna anche accettare. A favore o contro una legge che normi questa materia, una legge nazionale? Allora, io sono d'accordo che a livello nazionale si affronti l'argomento, che lo si vada a normare, ma che lo si vada a normare in maniera molto seria. Noi qui abbiamo affrontato l'argomento anche diciamo in maniera anche abbastanza veloce, perché solamente 4 sedute di commissione su un tema che riguarda la vita. La vita e soprattutto questi aspetti non sono solamente un tecnicismo, cioè di decidere in quanti giorni somministrare il farmaco letale, ma si va anche a diciamo, inserire all'interno dell'ordinamento regionale, in questo caso, il diritto alla morte, che non è una cosa da poco. E bisogna studiarlo ovviamente in tutti i suoi aspetti, quindi vista la delicatezza del tema è giusto che l'argomento sia di carattere nazionale, ma che veramente prima di legiferare ci sia un approfondimento serio e fatto bene e non su pressione dei radicali o dell'associazione Coscioni. Ecco, è stato detto non è un tema da decidere regione per regione, però è giusto che se ne parli anche a livello delle regioni. Ma diciamo è giusto che se ne parli a livello nazionale perché è un tema che riguarda ogni singolo cittadino, è un tema molto delicato, però sicuramente da parte di Marco Cappato, dei radicali, c'è stata una grande strumentalizzazione della cosa, ma soprattutto si è cercato anche di lanciare un messaggio secondo me sbagliato anche nei confronti delle persone ammalate, che bastava una legge regionale per sancire un diritto e invece così non è. Rappresenta un'occasione che abbiamo voluto creare insieme a tanti colleghi consiglieri regionali in modo trasversale, un'occasione di dialogo con la società civile in un tema così delicato, complesso, così sentito, profondo direi anche. Noi siamo reduci da un voto in aula che ha visto davvero raccontare, credo, spero, ciò che avevamo in cuore. Il nostro gruppo non ha mai avuto esitazione su quella convinzione, perché si tratta di convinzione, non abbiamo aderito a nulla se non singolarmente a un unico pensiero che ci siamo ritrovati assolutamente d'accordo fin da subito, che è quello che fondamentalmente l'impianto proposto, l'iniziativa popolare, come ho detto in aula, che rispettiamo e rispettiamo tutti i punti di vista, ma rispettiamo anche chi ha voluto fare quello sforzo di redigere quella proposta, purtroppo portava, come si è dimostrato nelle commissioni, anche se magari i cittadini non hanno potuto vederlo, delle difficoltà dal punto di vista tecnico, amministrativo e anche giuridico. Abbiamo riscontrato quello che temevamo, l'incostituzionalità della proposta, poi si è visto anche durante il dibattito dell'Aula che anche dal punto di vista della procedibilità, della sostenibilità finanziaria, del contrasto che c'era anche sulla neutralità finanziaria che era già emerso in commissione, per cui chi sosteneva che fosse un LEA, chi un extra LEA, livelli essenziali di assistenza. Questo ha di fatto poi riscontrato anche una questione legata al contenuto. Il contenuto è che noi siamo convinti che ci sia da lavorare tantissimo e al massimo per potenziare le cure palliative, che ci sia bisogno di riconfermare che la vita è sacra, che ci sia un lavoro per tutelare e sostenere la vita e che anche per quelle persone che soffrono quei casi difficili di sofferenza che meritano rispetto ci deve essere una risposta, ma una risposta che possa essere solo nazionale. Non potremmo mai avere il pensiero che qualcuno possa avere in 20 regioni o più le province autonome 20 tempi diversi, 20 tempi di organizzazione di una prestazione di qualsiasi tipo diversa. Ecco per cui... Eppure si decide anche sull'autonomia delle regioni, dove la sanità è materia che andrebbe deferita alle regioni. Come conciliare allora questo problema? Ma vede, il tema è proprio questo, che quello che noi abbiamo sostenuto è che ci sia, se una materia è di competenza esclusiva dello Stato, del Parlamento in questo caso, sia stato sancito e sia ovviamente corretto.
sul fatto che ci siano però anche dei valori che devono essere codificati. Immaginiamo solo quello che può essere il pensiero di una persona malata, della famiglia, che di fatto possa incontrare la paura di essere abbandonato, lasciato solo, di non avere l'assistenza sufficiente a essere accompagnato a un fine della vita naturale con l'assistenza sufficiente per terminare la propria vita naturale in modo sereno e dignitoso. Ecco, questo è il punto su cui si deve lavorare e su questo credo che il Parlamento possa avere struttura, consapevolezza e competenza sufficienti a garantire tutti e tutto. La legge della Corte, la sentenza della Corte Costituzionale resta, che cosa aggiungete voi con questa giornata? Ma sicuramente si aggiunge che in Veneto si è dibattuto, è iniziato un percorso di dibattito importante con la società civile come la giornata di oggi, che ci sia bisogno di approfondire, che ci sia bisogno di rispetto vero nei confronti di tutto e di tutti e serietà e, se posso dire, anche sensibilità di trattare un tema così complesso e così delicato e che soprattutto la politica debba fare ciò che credo dovrebbe fare sempre, talvolta non riesce, a interpretare sicuramente quello che è una legislazione che possa rappresentare comunque dei provvedimenti che garantiscano tutti i cittadini, nessuno escluso. E in questo caso credo che ci sia bisogno di un approfondimento molto importante, che possa anche essere magari nei tempi necessari, perché chiaramente è vero chi soffre oggi non può aspettare, ma non lo poteva aspettare neanche ieri, quindi dobbiamo darci da fare, per cui le cure palliative e le cure siano la risposta alle aspettative dei nostri cittadini, perché noi abbiamo il dovere di garantire le cure e di garantire, ed è un diritto che i cittadini sacrosante hanno, e dobbiamo fare di tutto perché questo venga adempiuto. Ecco, c'è anche un risvolto politico che è innegabile, no? Cioè, si discute, Zaia oggi è più forte o più debole, alla luce di tutto quello che sta succedendo, anche il caso Intel, le Olimpiadi. No, il presidente Zaia è un grande presidente, se lo era prima, lo è anche adesso, non c'entra nulla questo voto, l'ho detto anzitempo, l'ho detto anche prima dell'Aula. Credo assolutamente che abbia ragione lui, dobbiamo concentrarci sul lavoro, dobbiamo concentrarci a dare quelle risposte. Oggi abbiamo un'esigenza ancora in più, oltre alle liste d'attesa dobbiamo anche darci da fare ancora di più sulle cure palliative. Maria Pia Garavaglia, siamo in un punto nodale in cui tutto quello che è stato fatto per costituire questo sistema sanitario è un po' messo in crisi. Sì. Per tanti motivi, perché intanto è venuta meno una programmazione ragionata, si doveva sapere che c'è un'età oggettiva in cui i medici vanno in pensione, gli infermieri, gli operatori in genere, e quindi si poteva anche programmare il numero dei medici, invece programmato solo il numero sull'università invece che sul sistema, quindi ci mancano gli operatori. Il problema è del finanziamento. Quando si ha a che fare con la sanità, invece di aggiungere, si toglie. Anche chi ha detto che questo è stato aggiunto un finanziamento mai messo non è vero, perché è servito per le pensioni e per pagare le utenze. Quindi mancano i finanziamenti, mancano gli operatori, manca una programmazione. Da recuperare il tutto è faticoso, ma se la sanità è davvero una priorità, come la Costituzione ce lo chiede, come i cittadini pretendono, è evidente che la classe politica deve poter trovare finanziamenti per priorità. La sanità non è come un qualsiasi altro servizio, se non accade vuol dire che non è considerata una priorità. Come si inserisce questo dibattito del fine vita su come è stato ideato questo sistema sanitario? Certo, il sistema sanitario, firmato da una veneta, da Tina Anselmi, risponde all'articolo 32 della Costituzione, cioè la tutela della salute è un diritto fondamentale. Perciò la famosissima riforma sanitaria ha preso a cuore questo principio costituzionale e ha creato un sistema, intanto di deospedalizzazione, cioè portare fuori dall'ospedale tutto ciò che si può fare sul territorio, ma i territori non hanno fatto abbastanza. Quindi ci manca la medicina territoriale, mancano i medici e in genere tutte le professioni. Alla fine proprio la visione del sistema sanitario nazionale è stata modificata nel tempo. Non dico che va ricostruita, ormai abbiamo tecnologie, la telemedicina, farmaci innovativi, la chirurgia robotica, abbiamo un mondo di meraviglie nella sanità. Quindi ecco perché uso la parola programmazione, non può essere una parola sconosciuta, perché tenendo insieme tutte queste vicende probabilmente riusciremo a dare nuovo sviluppo con un finanziamento
sicuro. Io ritengo che il nostro Paese debba incominciare a pensare che sul PIL, cioè sul prodotto interno lordo, la sanità debba avere una fetta precostituita, perché se i cittadini italiani non si ammalano, non vengono assistiti, non hanno pensioni poi di invalidità, evidentemente creano prodotto, pagano le tasse. Quindi curare il cittadino e rendere questo nostro sistema più efficiente ed efficace nei risultati fa bene all'intero sistema italiano, non solo al cittadino. Fine vita diventa attuale anche perché abbiamo una popolazione di persone anziane con pluripatologiche e molti più strumenti al nostro arco, però anche molte più persone che hanno bisogno di cure. Come la pensa lei su questo argomento? Come si interviene sul fine vita per garantire chi la pensa in un modo o nell'altro? Intanto chiunque la pensi in un modo o nell'altro si ricordi che abbiamo la libertà di pensiero, quindi che non si censurano coloro che hanno un parere diverso. Io personalmente ritengo che non è un problema né religioso né di cattolici tutelare la vita fino a quando si spegne naturalmente, e il naturalmente anche attraverso le cure. La medicina c'è per curarci durante tutta la vita. È evidente che sono aumentate le cronicità, ma le cronicità non sono solo delle persone anziane, ci sono malattie che sono assolutamente inguaribili, ma non sono incurabili. Quindi per la Costituzione, per la riforma sanitaria, per la nostra idea di uguaglianza fra tutti i cittadini, di pari dignità fra tutti i cittadini, non posso considerare che ci sia qualcuno che non curo più, perché tanto è anziano oppure ha una malattia cronica ed è costosa. La lunga cura, se è costosa, è a carico della comunità, perché se ciascuno di noi dice tanto è vecchio, tanto non serve più, non lo curo più, introduco un virus nella vita comunitaria, per cui chi non produce, chi non serve, può anche morire. È pericoloso. Ognuno di noi pensi che può capitare a se stesso. Ecco, lei ha detto sono anche rappresentante dei partigiani cattolici. È stato un errore dare una connotazione politica e chiedere un voto politico su questi temi? Questo è un errore madornale, storico. I partiti non possono pretendere la obbedienza al partito perché diventa uno Stato etico. Lo Stato etico è lo Stato che pretende di dirti cosa fare e non fare. La storia dell'umanità, ma la storia del secolo scorso ci ha detto che quando uno Stato è etico è uno Stato che distrugge l'umanità. Dottoressa, le cure palliative non sappiamo ancora cosa sono anche a livello proprio di applicazione nella cura, sono riservate a pochi? Purtroppo sì, ancora è un settore diciamo di nicchia, nonostante ci sia un aumento considerevole e continuo del numero di pazienti che avrebbero bisogno di essere presi in carico in cure palliative. Una volta le cure palliative erano relegate solo per il fine vita, oggi invece la cosa importante, il modello ideale previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è una presa in carico precoce delle cure palliative, perché le cure palliative hanno come obiettivo di migliorare la qualità della vita della persona e quindi farle in concomitanza dei trattamenti attivi per la malattia che ha la persona ottengono il miglior risultato. Quindi la cosa importante oggi, l'obiettivo importante è cercare di anticipare le cure palliative in concomitanza dei trattamenti attivi. È un po' un sogno, si dovrebbe fare entro il 2028, ma i dati sono ancora molto tristi da questo punto di vista. I dati sono ancora lontani da raggiungere l'obiettivo di dare una copertura completa a tutti i pazienti che ne hanno bisogno, anche perché è un po' una corsa contro il tempo, proprio perché man mano che noi aumentiamo i servizi aumentano però anche il numero di persone che ne hanno bisogno. In Italia, in Veneto siamo ad una copertura di circa il 30%, che quindi è ancora lontana da uno standard che dovrebbe arrivare nel 2028 al 90%. Mediamente però l'Italia è ancora inferiore rispetto al Veneto, quindi c'è questo tentativo di cercare di migliorare i risultati. La Regione Veneto sta facendo molto, ma bisogna accelerare i tempi per cercare di raggiungere l'obiettivo in tempi più rapidi. Libertà e dignità nella cura, due parole d'ordine che ancora non sono disattese. Abbiamo sentito oggi che nei prossimi 3 anni ci saranno in Veneto 160.000 persone a cui non potranno essere assicurate le cure del dolore. Questa è una gravissima ingiustizia, questo è un diritto negato. Ecco, oggi abbiamo, credo, esplorato questa frontiera
del servizio alla persona nella circostanza forse massima della sua vita, il tratto finale. Servono cure palliative per tutti, perché solo così possiamo servire la vita considerandola di valore assoluto in ogni suo istante. Introdurre obblighi di praticare la morte quando le persone sono malate significa dare un gravissimo messaggio di disvalore a chi sta peggio, ai più fragili, vuol dire loro tu non ci interessi, e difatti, come abbiamo dimostrato, in tutti i paesi in cui queste leggi sono state introdotte c'è una drammatica impennata di chi chiede di andarsene perché non si sente accolto, ed è esattamente il contrario di quello che il cuore e la ragione di ciascuno chiede agli altri e alla vita. Il voto in Consiglio regionale, se l'aspettava, come lo giudica? È un voto che si è svolto secondo me in circostanze non dignitose per la delicatezza della materia, non si possono affrettare in poche ore decisioni come queste, ma mi ha molto colpito che ciò nonostante non fosse stato assicurato il voto segreto, moltissimi consiglieri regionali hanno letto, hanno capito che introdurre un obbligo che nessuna sentenza introduce di praticare la morte ai più deboli sarebbe significato spingere il Veneto in quel famoso crinale inclinato in cui già sono molti paesi e in cui i fragili sarebbero stati più abbandonati di quanto ancora oggi in parte sono. Avete 8 regioni collegate con questo incontro, regioni che dovranno legiferare in materia come il Veneto. Alla luce di quello che è successo qui, come continuerà questo? Non dovranno affatto, non c'è alcun obbligo di legiferare. Ci sono 9 seminari oggi con i consiglieri regionali proprio per spiegare che intanto c'è un problema enorme di incompetenza delle regioni e poi non è questa la priorità è assicurare la cura, non accelerare la morte e scartare i più deboli.